Nicola De Simone è uno dei maestri di yoga, la scuola di yoga di Pordenone, che dopo la pausa estiva ha riaperto i battenti con tante novità, tanti corsi nuovi e un'attenzione particolare anche all'aspetto agonistico di questa antica arte. Sì, abbiamo avuto la fortuna di partecipare, diciamo, e anche la volontà, diciamo, di partecipare a organizzato prima un incontro di un campionato nazionale. Ci siamo qualificati per poter accedere a quello che erano appunto le selezioni per poi partecipare a un campionato mondiale che si è tenuto. Una volta abbiamo partecipato in Inghilterra e poi l'ultima volta qui a Pordenone, organizzato dalla Federazione Italiana Yoga Sport nel 2016. E in questa situazione ho detto fortuna, ma in realtà insomma abbiamo avuto grande, diciamo, dono di avere veramente degli atleti meravigliosi, insomma, che hanno potuto veramente distinguersi, tra cui 2 medaglie d'oro. E questo ha attratto l'attenzione poi di questa, diciamo, televisione inglese che fa questo programma che si chiama Trans World Sport, che poi viene distribuita in 50 paesi, quindi insomma è stato un riconoscimento molto importante nel quale insomma siamo appunto presenti. I corsi che offriamo qui nella nostra scuola sono di vario tipo. Abbiamo iniziato con il Bikram, che fa parte proprio della nostra tradizione, abbiamo poi l'Hatha Yoga classico, abbiamo il Vinyasa Flow, abbiamo dei corsi specifici sul respiro, quindi lavoro sul pranayama, corsi di meditazione, corsi per bambini, donne in gravidanza e anche per persone, diciamo, in età più matura. Quindi vi aspettiamo, insomma, le offerte sono molte e speriamo di vedervi qui alla nostra scuola. Oggi abbiamo un meraviglioso Open Day, ci sono molte persone e avrete modo mai di vedere qualcuno di loro che pratica anche per la prima volta.